Lo specchio con Dynoptic, il marchio di qualità degli ottici svizzeri indipendenti con più di 100 partner in tutta la Svizzera. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione. Nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde del mare. Questo rumore che rompe il silenzio. Questo silenzio così duro da masticare. Buonasera, il viaggio dello specchio fra i sindaci delle città prosegue oggi con Nicola Pini e con Locarno. Di solito, o meglio, spesso i politici in Ticino sono avvocati, sono stati avvocati, invece no, Nicola Pini è uno storico e mi sembra che questo pezzo meraviglioso di Fiorella Mannoia, un pezzo di De Gregori, testimonia molto bene questa sua passione e questa sua pagina di storia. Nicola Pini, buonasera e benvenuto. Buonasera e grazie per l'invito. Ci siamo quasi persi, diciamo, veramente con questa musica ipnotica. Perché proprio questo pezzo? È una canzone bellissima, secondo me, e va a toccare un po' le mie due grandi passioni, no? La storia e la politica, perché la storia siamo noi, perché quello che siamo è un prodotto di quello che c'è stato prima, ma la storia siamo noi anche perché abbiamo un ruolo nella società in cui viviamo e questo ruolo lo dobbiamo riempire con consapevolezza. E poi è la canzone che avevo usato nella mia prima vera campagna politica, quella del 2015. Avevamo fatto insieme a degli amici delle serate pubbliche in giro per il cantone dove prendevamo dei momenti storici e li commentavamo in chiave più attuale. E questa era un po' la colonna sonora, è una colonna sonora che mi porto sempre dentro con me. E che gira anche in casa, perché la ringraziamo per dedicarci del tempo. È arrivata una bambina dopo due maschietti in casa Pini. Da poche settimane. E come funziona? La notte si dorme? Si dorme, per il momento sì, abbiamo paura fra qualche mese forse, grazie al trucco non si vedono comunque le occhiaie, quindi di questo vado tranquillo. Chiaro che è un uragano nuovo in casa, adesso siamo in 5 e siamo alla ricerca di un nuovo equilibrio. Devo dire che i due fratelloni l'hanno presa molto bene, il primo 8 anni, già molto premuroso, quasi anche un po' paterno, quello medio, oramai devo abituarmi a non dire più piccolo, quello medio, 4 anni, vorrebbe giocare un po' di più, ma ci sarà tempo per giocare. Sì, no, E poi mia moglie, lei è una forza della natura e quindi sta andando alla grande. Cerchiamo tutti e tre di aiutarla in questo momento, di starle vicino e di coccolarla e di coccolare anche la... Come si chiama tra l'altro la bambina? Sirio, come la stella, quella più luminosa del firmamento, perché comunque è un'epoca anche un po' strana, un po' di luce, fa bene. Come primo nome, dopo il secondo nome invece abbiamo scelto Concordia, quindi Sirio Concordia, Ginevra Pini. Concordia perché è nata nell'ottobre del 2025, 100 anni dopo la conferenza di pace di Locarno. La Concordia è una dea della mitologia romana che porta al dialogo, all'andare d'accordo, al trovare delle sinergie, e in questo momento c'è bisogno anche di concordia. Poi Ginevra invece ci ricorda più una antenata di mia moglie. Ma a questo punto non possiamo fare ingelosire i maschietti che si chiamano? Allora, il più grande è Furio, Furio Atticus come secondo nome. Abbiamo pensato di dargli il nome di Atticus Finch, il protagonista del Buio oltre la siepe. Di Harper Lee, grande capolavoro. Esatto. Che parla di rettitudine morale, di giustizia. Atticus Finch era un uomo, un avvocato, vedovo, padre di 2 figli, che in un paesino immaginario dell'Alabama degli anni 20-30, credo, è andato a difendere come avvocato un nero certo, ingiustamente accusato, l'ha difeso e ha subito le conseguenze di questo suo combattere per la giustizia. Abbiamo voluto dargli questo nome per dire che per la giustizia bisogna sempre combattere, anche quando è difficile, anche quando ci sono delle conseguenze. E poi c'è Clino. Poi c'è Clino, ecco. Il nome l'ha scelto Furio. Sono nomi originali, devo dire. Questo l'ha scelto il figlio grande, Clino. Corrado di secondo nome, per ricordare uno che questo studio lo animava
con tanta competenza. Corrado Barenco, il Baco, Certo, con con lui quale ho lei ha lavorato. collaborato proprio Abbiamo lavorato insieme 4 anni nell'ufficio di Laura Sadis, ed è stato un momento importante perché vabbè, lavoravamo tutti i giorni, ma io in quel momento stavo anche finendo la mia tesi in storia all'università, che era sull'informazione alla RSI, e mi trovavo lì un monumento dell'informazione alla RSI, e quindi c'è stato uno scambio, e lui, devo dire, è una persona che ancora adesso ogni tanto mi fermo e dico: chi cosa l'avresti fai il Bacco? Rigorosamente in dialetto, perché col Bacco si parlava in dialetto, e purtroppo è venuto a mancare proprio in quel periodo. Abbiamo voluto omaggiarlo perché è stato importante per me, per mia moglie, per la nostra famiglia e per quello che stiamo facendo con secondo nome di suo figlio. Insomma, esatto. La famiglia si allarga. A proposito della storia siamo noi, adesso è una storia che si fa in 5 e che comunque dà ulteriore impegno al sindaco Nicola Pini, che nel ruolo proprio di sindaco deve avere a che fare con i cittadini, un po' la preoccupa. Nel senso, lei appunto, perché si dice spesso che il sindaco è sindaco anche quando va a fare la spesa, tutti tirano la giacca, e lei si sente mai sopraffatto da questo ruolo? Allora, sopraffatto no, però devo dire che avevo forse un po' sottovalutato l'aspetto totalizzante di questa funzione, anche se arrivavo da 10 anni di Parlamento, di un lavoro anche vicino a una consigliera di Stato, già una legislatura in municipio. Però ecco, il ruolo del sindaco è diverso, ed è vero che sei un punto di riferimento per la collettività, e lo sei sempre, lo sei 24 ore su 24, 7 giorni su 7, lo sei quando sei in veste ufficiale, quando ricevi in ufficio, ma anche quando giustamente giri per la città. Io la voglio vivere, la mia città, evidentemente, e lo voglio fare con la mia famiglia. Cerchiamo di essere anche autentici in questo, perché è così che dobbiamo esserlo. Poi è un po' facile parlare di conciliabilità lavoro e famiglia a livello politico, ma non cercare di rappresentare anche questo voglia di essere presente in tutti gli ambiti. Una domanda che ho fatto anche ad altri sindaci: voi siete ovviamente protagonisti anche nella vita cittadina e siete re nella vostra città, ma quando poi si passa il confine italiano e si va a Como, si diventa nessuno. Ma lo dico comunque con rispetto. Lei, considerato il fatto che è molto sollecitato politicamente, ha mai ambizione di vivere un po' l'anonimato? Ma no, nel senso che adesso sono ancora fresco, la vernice ancora 2024, da un anno che sono sindaco, ed è vero che mi sto un po' abituando a questo essere comunque un po' al centro dell'attenzione, perché ci si rende conto di esserlo. È una cosa che cerco di vivere in maniera molto naturale, e con me, devo dire, anche la mia famiglia, che ha molta comprensione e partecipazione in questo, e devo essere loro molto, molto grato. È vero che ogni tanto il pensare quell'albero lì è giù non è problema mio, forse ti aiuta, e ogni tanto quando vai fuori forse ti rendi conto anche di quanto tu abbia normalizzato il fatto di essere un po' sempre al fronte, sia nell'essere al centro dell'attenzione, ma soprattutto in come tu guardi la città, perché non è che tu passeggi spensierato con leggerezza, no, hai sempre l'occhio clinico, hai sempre il radar acceso, e pensi sempre a cosa può essere fatto meglio, a cosa deve essere magari fatto diversamente, a cosa va messo a posto. Questo forse è una cosa che devo ancora lavorare su me stesso, e magari rendermi conto che ormai non tutto può dipendere da me, e io non posso fare tutto, e questo a proposito di non si può fare tutto, lei all'ultima edizione del Festival di Locarno ha annunciato le dimissioni dalla poltrona di Gran Consigliere dopo 9 anni. 10 dopo 10 anni. Insomma, è passato un po' di tempo, quindi ha avuto grande esperienza nel legislativo. La domanda è: ma il potere come lo si vede, come lo si interpreta in un contesto di legislativo dove magari su alcune battaglie che possono portare anche ad un'opposizione rispetto magari a certe decisioni prese dal Consiglio di Stato, quindi si possono attivare anche le proprie passioni, anche le proprie ideologie, quando invece si vive il potere in un esecutivo e a capo di un piccolo governo, cambia la prospettiva sul potere e di come va interpretato? No, cambia molto, cambia prima di tutto la responsabilità del quale ti senti investito. Questo tra un legislativo e un esecutivo cambia tanto. Cambia anche un po' il grado di informazione e di visione generale che tu hai.
Dopo è vero che in un esecutivo sei ancora più obbligato, ancora più spinto, ma è positivo questo, ad andare d'accordo, perché ti ritrovi che tu sia in 5, in 7, a dipendenza dell'esecutivo, hai età diverse, professioni diverse, formazioni diverse, sensibilità diverse, ma devi trovare una certa sintesi e fare sintesi dei vari pensieri per arrivare a dare molto concretamente delle risposte e arrivare a trovare dei compromessi. Questo evidentemente in un esecutivo è molto più certo. importante rispetto a un esecutivo. Dopo è vero che nel mio percorso politico sono passato da una politica marcatamente partitica a una politica sempre più istituzionale. Io ho iniziato come vicepresidente del partito cantonale, dopo una battaglia. Presidente dei giovani liberali prima del ticinesi. Presidente dei giovani, poi Sì, una battaglia all'ultimo voto con Rocco Cattaneo. Io avevo 25-26 anni, lui è diventato presidente del PLR, io vicepresidente, poi l'entrata in Gran Consiglio. Devo dire, anche in Gran Consiglio sono sempre stato un politico molto concreto, dove mi piaceva molto inserirmi e gettarmi nei dossier, approfondire, capire e trovare anche delle convergenze. Sì, è stato anche presidente poi nel 2021, esatto, presidente del esatto, e questo è stata anche un po' percorso. un'evoluzione, no? Perché passi dal essere in gestione, fare rapporti, cercare consenso, però anche andare ogni tanto a battagliare, come giustamente diceva lei, al ruolo di presidente del Parlamento, che sei un po' l'arbitro e quindi ti devi estraniare quasi dalla politica partitica e dirigere, essere super partes, fare l'arbitro e quello che fa in modo che il lavoro proceda bene, che la democrazia parlamentare funzioni, no? E questo è una grande scuola per essere poi sindaco, perché il sindaco anche deve riuscire sì a portare avanti le proprie visioni, ma deve anche riuscire a fare astrazione della casacca che magari si porta quando si è eletti, per fare un discorso di paese. La collegialità che funziona a Berna può funzionare anche nella realpolitik di un comune, di una città di 16.000, ma fare il mediatore significa, lei ha un po' questa, le riconosciuta le capacità di mediazione. Tradiscono poi il politico che era partito con le sue idee, con le sue ideologie, con le sue battaglie, che dice farò questo, poi alla fine la realtà delle cose porta a tradire un po' se stessi? Io non penso, io penso che io cerco di andare sempre al tavolo del municipio pensando di avere all'80% ragione, mai al 100% ragione, perché questo ti porta ad ascoltare realmente gli altri, perché io credo molto nell'intelligenza collettiva più che nell'intelligenza individuale. Quindi sono davvero convinto di un sistema che, se mette 7 persone al tavolo, può portare a trovare una soluzione migliore di quella che singolarmente noi 7 mettiamo sul tavolo, e dobbiamo anche trovare quella soluzione che possa essere accettata da una maggioranza. E quindi questo, diceva prima, si è il re. No, non si è il re, assolutamente non si è il re, ma si cerca di portare avanti la propria idea, ma confrontandola con gli altri, sì, e senza quella cosa di dire ho forzatamente ragione. E secondo me si arriva spesso a trovare qualcosa di meglio di quando magari ci si siede al tavolo. Poi a volte ti trovi anche a dover difendere delle scelte che forse tu da solo, in assenza di gravità, non forzatamente avresti fatto. Questo fa parte del ruolo, ma io credo molto in questa collegialità, perché, che non è un mito, ma è veramente uno strumento, un modello di governo della democrazia che può svizzera fare bene. che funziona, laddove in altri paesi insomma c'è un governo, un'opposizione che non se le mandano a dire. E poi magari ti allungano un po' i tempi. Però ci sono appunto però ti fa anticipare delle criticità e delle contrarietà. Insomma, certo, Locarno è una città in trasformazione, 16.000 abitanti, eppure stanno cambiando delle cose, complici anche, diciamo, degli innesti dei privati. Pensiamo a Largo Zorzi, al progetto Nouvelle Belle Époque, ma ce ne sono altri. Certo. Allora io le vorrei chiedere qual è il limite e qual è il punto che va messo fra un lecito approccio di rinnovamento anche strutturale delle strutture della città e invece la cancellazione di un'anima di Locarno che c'era. Per fare un esempio così molto parlante, all'Osteria Canetti era meglio una volta, quando c'erano i tavoli rustici sui quali si appoggiava quest'umanità un po' stropicciata magari dopo il festival,
oppure come è stata trasformata adesso, con i tavoli un po' patinati? È difficile dire cos'era meglio, sono due anime molto, molto diverse. Credo che ci sia spazio a Locarno per avere la sintesi di questo anime, quella della conservazione, che però è intesa come valorizzazione del nostro patrimonio storico, architettonico, e non come nostalgia pura, no? Che quella è peccato perché mette forse una patina grigia, e la voglia di innovazione. E sono molto contento che lei abbia notato questa cosa di Largo Zorzi, perché qui è chiaramente la prova che quando il pubblico investe, il privato segue, perché mi fa piacere che siano partiti diversi cantieri lì su Largo Zorzi che erano fermi, quando non penso sia una coincidenza, quando la città ha detto adesso noi andiamo a investire nella riqualifica di tutto il centro urbano, partendo dalla rotonda che diventerà un nuovo giardino, Città Vecchia, Piazzetta Remo Rossi, sì. e Piazza Grandi che sarà portata fino al lago, con Largo Zorzi che prima era una catramata dove passavano 600 bus al giorno. Adesso l'idea è di metterci 200 nuovi alberi, dei giochi d'acqua, eccetera. Ed ecco che con questa prospettiva anche il privato si è mosso, e ci sono questi investimenti importanti che vanno a valorizzare anche l'esistenza. Io penso lì, ad esempio, alla Casa delle Botteghe Varenna si riporta a uno splendore una casa che è davvero fantastica. Ci sono quindi cose che cambiano, invece sul fronte aggregazione siamo fermi forse da 100 anni, perché mi risulta, ma poi mi corregga se sbaglio, che solo Solduno ha fatto la fusione con Locarno, ma era il 1928 forse, cioè dobbiamo andare indietro di parecchio. E poi c'è questo riale, la via, che in realtà Fiume in Secca, via Ramogna, e di là c'è Muralto, c'è Gilardi, c'è la stazione, ci sono i portici, il Grand Hotel, che tanti pensano essere Locarno, ma non è così. Poi voi ovviamente avete le vostre terre sul piano di Magadino, aeroporto, Gerri di Sotto, la zona industriale. Però mi sorprende, Lugano e Bellinzona vanno avanti, ma Locarno sul tema aggregazioni, Locarno che poi ha un polo di 50.000 abitanti, è il secondo del cantone, invece fermi. Ma qualcosa si sta muovendo. Adesso senza tornare al 1928, che le racconto un aneddoto, perché una volta ero all'assemblea di quartiere di Solduno e ho avuto l'ardire che via il Passetto è la divisione tra il quartiere Campagna e il quartiere Solduno. E c'era un partecipante che mi ha detto: Sindic, no, via Passetto divide Solduno da Locarno. Ok, quindi è ancora viva. Però questa è un po' la forza di Locarno, perché Locarno è una città molto variegata, che ha al suo interno dei nuclei storici, Città Vecchia, il nucleo di Solduno, ha dei quartieri più urbani, il quartiere Campagna, il quartiere Nuovo, ha la collina, ha, come diceva lei, le terre sul piano, ma anche Pontebrolla Vattagne, ha Montebre, a Cardada, anche Montana, no? Ha questa varietà che poi ricchezza, perché si riesce a fare una bella sintesi, e Locarno offre diverse qualità paesaggistica, naturalistica e anche di qualità di vita. È chiaro che adesso dobbiamo fare un passo in più, almeno questo è quello che credo io, perché il rischio di perdere un po' velocità rispetto agli altri poli del cantone è evidente, e da gran consigliere lo avvertivo un po', perché lo si sente quando si muove adesso la grande Lugano, la grande Bellinzona, è un po' diverso che quando si muove Locarno, ma qualcosa fortunatamente si sta muovendo. Sono molto contento del fatto che ci si è messi attorno al tavolo su stimolo anche del cantone, con Losone, con Minusio, parzialmente anche Tenero, Orselina e Brioni, per fare un pre-studio aggregativo. E trovo che il metodo è molto bello, perché non ci siamo messi al tavolo dicendo ok, adesso proviamo a fare l'aggregazione. Ci siamo detto adesso facciamo uno studio, coinvolgiamo la popolazione, analizziamo quello che ognuno di noi singolarmente sta facendo e vediamo cosa facciamo da soli, cosa potremmo fare insieme. E dopodiché ognuno di noi valuterà se ha senso poter andare avanti o no. E questo è un bel approccio. Dopo è vero, dispiace, l'ha citato lei Muralto, dei comuni si sono chiamati subito fuori. A me un po' dispiace, perché non essendo già uno studio aggregativo, il
mettersi lì attorno a un tavolo, ragionare e poi capire se ha senso o meno, io penso di sì, ma sono aperto al risultato che può essere anche negativo. Il non mettersi al tavolo è un po' non volersi rimettere neanche in discussione, che è peccato, non abbiamo il contraddittorio ci di saranno Muralto. altre occasioni per discutere. Assolutamente. Intanto la grafica mi ha mandato un grande capitolo della storia di Locarno che non si può ignorare, ovviamente è il Festival di Locarno, perché Locarno ha questa caratteristica che è una città di provincia, ma lo si dice davvero con rispetto, però ogni tanto è al centro di grandi eventi culturali. Il Festival su tutti, come vive il sindaco di Locarno quel giro di giostra, questi fuochi d'artificio di un paio di settimane dove magari si finisce a cena con Emma Thompson, si deve salire sul palco davanti a 8.000 persone, bisogna gestire i consiglieri federali. Emotivamente, cos'è questo festival per lei e come lo vive in quei giorni? Ma il festival è qualcosa di bellissimo, è qualcosa di unico, è qualcosa di preziosissimo per la nostra città, lo è da un punto di vista culturale a livello nazionale, internazionale, lo è a livello anche emozionale e civico, no? Perché un po' io lo definisco sempre un'educazione all'empatia, perché ti fa sempre vedere attraverso i film, le storie che vengono raccontate anche delle parti di mondo o delle realtà che magari non consideriamo, e questo è davvero qualcosa di importante. E anche qualcosa di molto importante a livello socio-economico, naturalmente, certo, per tutta la regione. Molto. E poi è qualcosa di importante Per anche lei. istituzionalmente, Sì. perché ho avuto l'occasione di parlare praticamente con 6 consiglieri federali su 7, sono venuti anche quest'anno, e anche loro fanno notare com'è uno strumento formidabile di coesione nazionale, perché hai l'elite economica, culturale, soprattutto svizzera, che si ritrova a Locarno in maniera più décontractée, con più tempo, con più voglia di discutere. Questo è fondamentale anche per riuscire a presentare quel che è non solo Locarno, Locarnese, ma il Ticino tutto. Ed è chiaro, essere il sindaco di questa città in questo momento, in quel momento del festival, è qualcosa di unico, eccezionale. Il primo anno sono rimasto un po' sorpreso, il secondo anno ho cercato di prenderla più attivamente, quindi di fissare anche più incontri, più possibilità di dialogo, ed è qualcosa di estremamente importante. Le emozioni sono tantissime in quel periodo, ma la gioia è indescrivibile, e anche l'importanza per la città. Adesso ci stiamo spingendo oltre, perché il festival, ma l'audiovisivo in generale, è davvero uno di quegli assi di sviluppo che come città abbiamo identificato e riteniamo prioritari, perché il festival dal 1946, poi c'è stata l'inaugurazione del Palacinema nel 2016-17, che non è solo gli uffici del festival, c'è la Film Commission, c'è il CISA, c'è quindi la scuola, e vuole essere un hub dell'audiovisivo, e adesso stiamo lavorando per spingere sempre di più, per fare in modo che Locarno sia sempre più città del cinema e si riesca magari a sfruttarlo, anche questo grande tema della digitalizzazione, non solo subirlo, ma sfruttarlo. Una città ovviamente della cultura, che non vive solo di quei fuochi d'artificio, ma insomma Casorella, Rivellino, Casarusca, e chi più ne ha più vogliamo ne metta. costruirci attorno c'è tanto. Quindi la cultura per Nicola Pini, non sindaco, ma per il papà che chiama i figli citando Harper Lee, la grande letteratura, e che nel sito dice nato nel 1984 e cita George Orwell. Sì. E ovviamente il libro che parla anche di potere, di controllo di un potere sui cittadini con il Grande Fratello, nasce proprio da lì. E io allora le volevo chiedere, visto che la letteratura mette sempre in scena questa lotta fra il bene e il male, fra la luce e il buio, lei come sindaco ovviamente deve cercare nel suo ruolo istituzionale di vendere il bene, di cercare la luce, ma lei l'ombra, il lato d'ombra dell'uomo, ne subisce mai una fascinazione, o cos'è per lei il lato oscuro della luna? Allora, fascinazione no, attrazione no, ma la necessità di gestirlo, perché ci convivi, ne sei esposto, sei tanto esposto anche a questo lato oscuro, e tu devi cercare non tanto di scansarlo, perché se no lo becca qualcuno, ma di assorbirlo
senza farti inquinare e lasciarti inquinare. E questa è una grande difficoltà, perché evidentemente prima di essere un sindaco o un politico sei una persona. Esatto. E quindi le cose negative non ti piacciono e ciò che ricevi di cattiveria anche non ti piace e non è che ti passa via. Ma devi riuscire a guardare alto, andare oltre e, come sindaco, credo io, a valorizzare le grandi competenze, le grandi forze, le grandi energie che una comunità ha. Però ecco, il non farsi inquinare richiede un sacco di energie. Poi è anche bello essere lì dove puoi cambiare le cose, dove puoi dire magari no, queste cose non si fanno così, anche se magari si sono fatte così, ed è anche importante quando in totale buona fede il cittadino ti butta addosso i suoi problemi, ed è un onore anche ricevere questi problemi che il cittadino ha. Non sempre puoi risolverli, però è tuo compito forse riuscire a dare comunque una prospettiva e dare una risposta, ecco. Però questo non è gratis a livello di come stai tu. Devi però veramente riuscire a gestirla e guardare alto, andare oltre e a dare fiducia e dare speranza. E gli attacchi quindi possono ferire? Lei come vive, per esempio, un'accusa che si potrebbe fare a un sindaco che però con la moglie cotitolare di un'azienda, di una ditta che opera sul piano della consulenza aziendale. Lei sindaco, sì, gestisce un territorio, però è anche conflitto di interessi? Allora, il conflitto di interessi ce ne sono tanti, li devi gestire quando sono proprio indispensabili o inevitabili, ma li devi evitare il più possibile. Io su questo sono molto tranquillo perché come famiglia abbiamo fatto una scelta molto chiara. E mia moglie nel suo percorso professionale si è trovata a essere responsabile della comunicazione della città di Locarno, ma quando sono stato eletto in municipio, quindi neanche ancora sindaco, ma quando sono stato eletto in municipio, ha scelto di dare le dimissioni per concentrarsi su un'attività in proprio. Questo le fa molto, molto onore. Poi è arrivato anche il secondo figlio, quindi diciamo non c'era solo una scelta di campo in questo senso, però è stata una scelta che abbiamo voluto fare rinunciando praticamente all'unico stipendio fisso che avevamo in famiglia per dare chiarezza e per non lasciare sospetti, no? Questo è anche importante. Poi anche quando fai super attenzione, fai le cose più corrette possibili, non è escluso che ti arrivi addosso per malcomprensioni o eccetera, però noi cerchiamo di essere sempre molto chiari su questo, e devo dire che come la nostra azienda non prendiamo assolutamente lavori per quanto riguardano Locarno e Bennali. A dire la verità devo fare attenzione perché è talmente totalizzante la carica di sindaco, ma mi piace anche così tanto. Poi ho questa cosa che io voglio capire, approfondire, entrare bene nei temi, e questo ti richiede tanto tempo, che devo dire in questo primo anno purtroppo la mia attività professionale l'ho lasciata un po' troppo in stand-by, cosa che non posso più fare, e che dovrò darmi delle regole e mettere più dei limiti probabilmente a quello che il mio cuore mi direbbe di fare, che è essere totalmente e solo il sindaco di Locarno. A proposito di cuore e a proposito della moglie, mi permetto di entrare in un tema forse delicato. Sua moglie, anche coraggiosamente devo dire, pubblica sulle sue pagine social alcuni temi che concernono per esempio la gravidanza, l'interruzione di gravidanza, l'allattamento. Lei come vive questa esposizione, che è anche un'esposizione civile, civica, devo dire, ma lei personalmente come la vive? Ma io molto bene, io devo dire, mia moglie Angela ha tutto il mio sostegno per quello che fa. Siamo una famiglia molto attiva nel contributo che vogliamo dare alla società, al mondo in cui viviamo. È il messaggio che vogliamo dare ai nostri figli ed è quello che vogliamo fare nella nostra vita di tutti i giorni. La politica è uno strumento per cercare di migliorare il mondo. Lei ha trovato un altro strumento e trovo che riesce a spaccare alcuni tabù che io stesso non conoscevo, e sono fiero che lei vada a toccarli, perché se pensiamo a quanto si parli poco, ad esempio delle perdite in gravidanza, quanto sono frequenti, quanta sofferenza c'è, quante donne si trovano a vivere da sole
questo, quante famiglie, perché evidentemente poi si condivide in famiglia, devono affrontare questo lutto da sole, ma che se ne parli, che si condivida, che si affrontino questi lutti insieme. Quindi ecco, se quello che fa permette a delle persone di sentirsi meno soli e di trovare forza, io sono molto fiero di questo suo anche esporsi con coraggio, devo dire. Poi non ci sarà niente di male nell'allattare, no? Assolutamente. Nicola Pini, stiamo arrivando in conclusione, abbiamo parlato della sua famiglia attuale, ma lei proviene da una famiglia e volevo capire la sua scelta di fare politica e di fare la politica all'interno del Partito Liberale Radicale Ticinese, che a Locarno ha dato gli ultimi share speziali, gli ultimi sindaci, Balerna, Scacchi, sì, da 100 anni, Rusca, cioè ormai è un feudo proprio liberale e anche radicale in modo particolare, diciamo. Chi le ha messo questo fuoco sacro della politica che lei appunto ha affrontato subito, molto presto, da ragazzo, non so, in casa si discuteva di politica e i suoi genitori cosa facevano quando lei era piccolino? Siamo davvero purtroppo in conclusione. Non ho una famiglia che era attiva politicamente, ma ho una famiglia che era attenta alla società. Mio papà anche molto attivo nelle varie associazioni sportive, bandistiche, eccetera, e si parlava molto. Io non l'ho pensata. Io sono andato a studiare storia perché ho sempre trovato che la storia è uno strumento per capire il presente e immaginare il futuro e migliorare il mondo tra questo. Io volevo andare a insegnare storia, volevo studiare storia e fare il maestro di storia, perché pensavo che così si potesse magari passare certi valori, certi insegnamenti alle future generazioni, e questo avrebbe poi avuto un effetto positivo. Poi il caso mi ha portato a fare altro. Lì ho trovato dei legami tra quello che osservava la società da storico nell'osservare la società da politico, e lì è partito un treno, prima il lavoro con Laura Sadis in Consiglio di Stato, poi il Parlamento, poi il municipio a Locarno, poi il sindacato, ma non è stata studiata, è una cosa che arriva, e devo dire è giusto non fare grandi progetti o grandi programmi di carriera in politica. A me piace fare politica come strumento per dare il mio contributo alla società. Ho la fortuna adesso di poterlo fare da sindaco di una città come Locarno, che incarna dei valori in cui io ho sempre creduto, perché è l'apertura, è il dialogo, è la volontà di andare oltre le differenze per creare un progetto comune, e quindi devo dire di essere molto fortunato nel poter essere dove sono. Dov'è adesso? Davvero, siamo in conclusione, tempo tiratissimo. Ambizioni? Consiglio di Stato? No, ambizioni è riuscire a far bene dove sono, e vedremo. Ma i pannolini li cambia? I pannolini li cambio, e non so se il Rusca li cambiava. No, li cambio. Le cose cambiano. Grazie Nicola Pini per essere stato in nostra compagnia. Grazie anche a voi, ci rivediamo la settimana prossima con un'altra edizione dello Specchio. Buona serata. Lo Specchio con Dinoptic, il marchio di qualità degli ottici svizzeri indipendenti con più di 100 partner in tutta la Svizzera.